Amici Bellini, una conferenza per cui valeva la pena svegliarsi alle 7, anche prima, perché ti devi preparare per scrivere, eccetera, eccetera. Conte dà titoli per chi vuole scrivere i titoli e Conte dà delle verità per chi vuole ascoltare delle verità. Cominciamo. Sì, è preciso, sa quello che ti vuole comunicare e te lo comunica. Benvenuto Francesco Orefice, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Un paio di giorni dove c'era poco di cui parlare, se non di Sanremo, l'abbiamo fatto. Grazie a tutti quelli che si sono iscritti anche sull'altro canale, sul Fluido 081, ma quello veramente è un'altra cosa proprio per perdere tempo. Dobbiamo lasciare i like qua, adesso, perché è il momento di dare questa formazione che penso che ci stiamo avviando verso, e vediamo un pochino. Ci spostiamo da questa parte e a Conte chiedono se conta di più il primo posto o questi incidenti, insomma, che stanno capitando. Ci si mette ovviamente dentro tutto, incidenti, cioè gli infortuni, la squadra, il mercato che è stato fatto, e Conte dice conta di più il lavoro fatto, e cioè che questi ragazzi hanno sposato. Di solito quando si dice i ragazzi hanno sposato si dice sempre hanno sposato il progetto, invece no, Conte dice hanno sposato questo verbo, il lavorare, e ci aggiunge già in questa prima risposta che in 7 mesi io ho dovuto fare 3 sistemi di gioco. Allude ovviamente alle difficoltà e alle possibilità, perché cominci in un modo, poi il mercato si sviluppa in corso a campionato iniziato, quindi si passò da quel 3-4-2-1 a un 4-2-3-1 se vogliamo, perché McTominay era molto vicino a Lukaku inizialmente, poi si ritornò stabilmente al 4-3-3, e quindi dà il merito ai ragazzi. Questo è il leitmotiv un po' di tutta la conferenza, cioè dà il merito a loro perché sono delle spugne che assorbono tutte le informazioni e lavorano. Però già qua vedi, ci mette dentro 3 sistemi di gioco, quindi è possibile che vediamo qualcosa di diverso domani, e glielo chiedono proprio se possiamo vedere qualcosa di diverso a livello tattico. È inevitabile, dice Conte, cercare una soluzione quando succedono queste cose che sono tangibili, non è che ce le possiamo far finta di niente. Poi aggiunge: non chiederò ai giocatori di fare cose che non hanno mai fatto o che non fanno da tanto tempo. Posso immaginare che qua si riferisca chiedere a Raspadori di fare l'esterno sinistro puro come lo faceva Kvara, come lo faceva Neres, e diventa complicato chiedergli una cosa del genere. Quindi se vuoi mettere Raspadori dentro, lo metti più a suo agio possibile, e ripeto, è un'opportunità per chi ovviamente ha giocato di meno. Quindi tutto sembra andare verso questa direzione. Dopo facciamo la formazione, perché altri dubbi ci sono, non solo Raspadori, ma Zocchi, Politano, Juan Jesus e buongiorno, dobbiamo vedere bene. Poi altra domanda, non so di chi, che dice: l'ha detto stesso lei, spesso faccio pure io questo è napolegno, lei stesso lo ha detto, io stesso faccio questo errore ogni tanto. Cerchiamo di... Quindi sempre su Raspadori, e Conte dice credo in tutti, e dico sempre ai miei giocatori di non guardare i voti quando magari qualcuno ti dà un voto non è così. Io l'importante è che ci credo io e loro devono rispondere a me, e dovesse toccare a Jack eccetera. Quindi penso che andiamo verso quella direzione là. Sempre su Raspadori, una posizione più centrale, e qua dove insomma Modugno nel parlare, perché quando Modugno fa la domanda sempre un giro molto largo dove ci mette tutta una serie di cose, e dice Raspadori che poi lei ci ha creduto nel talento, ci avete creduto perché lui a gennaio poteva andare da qualche altra parte, e dice pure lui, anche lui, dovevamo vendere pure lui. Davamo anche lui. Davamo anche lui. No, per sapere, perché poi alla fine tu il campionato devi finire. Cioè, se volevamo dare pure Raspadori, no, ragazzi. Però dico, va bene tutto, però no, è la conferma di un segnale di stima nei confronti di tutto, ecco, di numero,
E Conte praticamente prende la palla al balzo per dire no, perché lei lo stima. Sì, ma al di là della stima, Conte è proprio onestissimo, dice al di là della stima, a livello numerico veramente volevate che vendevamo tutti quanti, che mi sembra proprio incredibile. Come ho detto, i bravi io provo a tenerli al di là di qualche situazione dove non si può fare niente. E come quando ho utilizzato Juan Jesus, tutti quanti, la perplessità generale nei suoi confronti come se fosse l'ultimo giocatore della Serie A, e invece si è comportato molto bene, quindi puntini. Poi ovviamente insomma, gli arriva la domanda sugli arbitri, perché tutti si sono un po' svegliati che c'è il problema arbitrale sul VAR, e qua Conte, visto che ha parlato prima, sta proprio in smoking bianco, che dice io l'ho già detto, ne ho parlato, sono stato il primo a pormi il problema e sono stato attaccato. Poi specialmente quando io ho detto noi, cioè ho posto il problema a livello generale che riguardasse tutti, e c'è qualcuno che ha preferito dire no perché lui porta acqua al suo mulino solamente, evidentemente no. Poi si rende conto che ora che si lamentano tutti, i media si schierano in confronto e in conforto a favore di questi che adesso si stanno lamentando. Io ho visto un Ranieri ieri che non ho mai visto in vita mia, proprio tirarsi i suoi giocatori, non salutate l'arbitro perché non se lo merita di essere salutato. Ha detto cose pazzesche. Ci aggiungiamo il gol di Perisic della Juve, il rigore dell'Atalanta, insomma, ovviamente quando poi succede in Europa tutti a difendere le squadre italiane, ma Conte si rende conto proprio la discrepanza, cosa significa essere poi l'allenatore del Napoli invece di altre squadre. A Napoli, ecco. Andiamo a parlare della Lazio. Il primo a farlo è Ciro Troise, lo dobbiamo sottolineare, e Conte ha la possibilità di dire che è una squadra forte, che sono quarti, che sono andati avanti in Europa, e quindi sì, ci hanno battuto, ma non era una sconfitta casuale, che la giornata storta tua o la giornata ottima loro. Hanno confermato di essere una squadra forte, ma noi fiducia nei nostri mezzi, eccetera eccetera. Le curve e il volantino, allora qua leggiamolo insieme perché bisogna farlo, che mi è arrivato ieri sul gruppo Telegram e ho detto interessante. Prima di tutto, insomma, gli si chiede cosa ne pensa, perché dice a difesa rispetto alle critiche, avverte Conte queste critiche che ci sta, e Conte ripete, è costretto a ripetere: io quando mesi e mesi fa ho parlato di mancanza di compattezza in questo ambiente, dovete fare attenzione, io l'ho già detto, dovete fare attenzione. E voi adesso me lo richiedete perché cercate un altro titolo, o fate finta di non capire, o non capite, o fate finta di non capire quando parlo. L'ambiente è questo, prendere, accettare o lasciare, nel senso, o ti immagini, come dici, o ti mangi questa minestra o ti butti dalla finestra. E questo volantino dice: sì, i nostri colori non sono il vostro giocattolo. Siamo al paradosso, questo è firmato curva A e curva B, siamo al paradosso, assistiamo per l'ennesima volta alla più disfattista delle forme che oramai attanaglia da anni squadra e società, forme figlie di una Napoli distruttiva, dicotomica, che passa dall'euforia dei 15.000 di Capodichino prima di Bergamo a nefasti commenti e bieche imprecazioni, pur essendo ad oggi prima in classifica, gestendo un campionato oltre le più rosee aspettative e con uno spirito di ricostruzione che solo piccole menti non potranno percepire. In tutte le realtà si tende a stringersi intorno alla squadra, alla città, ma qui i nostri colori, il nostro amore vengono spesso messi alla berlina da pseudo giornalisti pendivendoli che per loschi interessi privati tendono a scrivere con le penne al vento a favore. Il linguaggio di ultra è un po' da una miriade di tifosotti, madonna mia, come odio, se c'è una cosa che odio oltre i tutta poster, questo è un tutta poster volantino, il tifosotto, il napolicchio, cioè questi piccoli, queste piccole etichette, no? Che il tifoso che si sente, perché ogni tifoso si sente lui il depositario di come ti fa la patente del tifoso, poi c'è la polizia del tifoso, non devi tifare così, devi tifare così, io chiedo, pretendo che si fischino i giocatori.
Cioè ognuno decide per gli altri come si deve tifare e come la deve pensare. Non c'è niente che odio di più di questo. Da una miriade di tifosotti per i quali il Napoli rimane il solo passatempo domenicale, che non venendo nemmeno allo stadio si trasformano da migliori imprenditori ad allenatori emergenti mentre sfilano succubi nei centri commerciali insieme alle famiglie. Io non vado allo stadio, cari ultra, sono meno tifoso di voi? Non posso, non vado però nemmeno al centro commerciale, ce ne sono tanti qua in America, non posso andarci allo stadio, come vogliamo fare? Posso tifare? Vi chiedo, posso tifare pure io, oppure se vi dà fastidio io continuo a tifare lo stesso, non fa niente. Noi, come proprio... No, cioè proprio noi abbiamo il diritto di giudicare e contestare eventualmente, noi che viviamo dei nostri colori, facciamo sacrifici onorando ovunque con la nostra presenza, la nostra maglia, la nostra città, noi che da bambini ci portavano allo stadio perché amavamo quegli spalti, perché tuo padre e tua madre amavano quegli spalti da bambini, fieri dell'emozione che potevamo vedere nel vedere quei colori, non andavamo certo per passatempo come location di stupidi selfie, portateli alle Dellandia o al mamma mia, proprio vabbè. Giù le mani dal nostro Napoli, occasionali e pennivendoli. Allora, qual è il problema? Io ho sempre saputo che i tifosi, gli ultra, quando poi ti vendono il miglior giocatore e non lo sostituisci, si contesta. Si protesta, si cerca il meglio, e invece no, siamo diventati gli ultra tutto a poster. Complimentoni, interessante. I pennevendoli quali sarebbero? Quelli che si rendono conto che il Napoli si è indebolito, oppure quali sarebbero? Gli occasionali, vabbè, la solita cosa che gli ultra contro gli occasionali, perché uno non può andare allo stadio se si è messo una cosa da parte di soldi e vuole fare una serata diversa, perché esiste anche il tifoso così, può esserci, e non deve essere un tifoso di Serie B, uno che si vuole andare a fare una giornata di divertimento a guardarsi una partita. Non si può fare, ma per fortuna risponde Conte e non devo rispondere nemmeno io. Titti chiede spiegazioni, dice ma non ho capito, si può spiegare, perché la stagione è straordinaria comunque, al di là degli infortuni, delle cose a cavare. Sì, è chiaro che è straordinaria, tant'è vero che tra quelli che, e io mi metto in testa, che sono dispiaciuti da come è andato il mercato e dalla situazione che anche senza un po' di mazzo ti vengono a mancare anche i giocatori per avere una squadra logica, io non me la prendo 100 con Conte e non me la prendo nemmeno con i ragazzi. Tant'è vero che Conte dice, così come io ho già detto, così come dopo Inter Juventus, lui ogni tanto si scorda che allenatore del VAR ha detto dopo Inter Juventus invece di Inter Napoli. Ho detto del VAR, sull'ambiente ho già detto, ma poi alla fine lancia la bomba. Dice il divieto dei tifosi, che cosa ne pensa? È assurdo, è un unicum in Italia, ripetiamo sempre le stesse cose. Lei si sente di essere garante per il migliore obiettivo, per lottare per il migliore obiettivo possibile, e qua Conte diventa Gattuso, perché dobbiamo portare, cioè è una barca in navigazione. Ok, siamo in alto mare e io come se avessi sentito stavamo muro a muro con l'ospitale, perché ha detto questo, dobbiamo vedere il porto e dobbiamo arrivare al porto sani e salvi, poi si tirano le somme per migliorare, dove devi aggiungere, dove devi togliere, dove puoi migliorare, e io da comandante devo guidare. Ma voi dovete dire solo grazie a questi ragazzi, no a me, e non lo finisce di dire Conte. Non dovete dire grazie a me, non dovete dire grazie a nessuno, dovete solo dire grazie a questi ragazzi. Ecco perché io come li abbraccio, me li bacio, perché loro stanno facendo cose straordinarie, nessun altro. Dobbiamo dire grazie a questi ragazzi, a nessun altro, né a me, a loro, nessun altro, nessun altro, a loro. Questo deve essere chiaro, quindi se noi siamo lì è grazie a loro, è grazie a loro. Penso sia chiarissimo quello che Conte sta comunicando. Se il volantino dei tifosi sta a significare difendete questi ragazzi che stanno facendo il possibile, quando in realtà da parte della società sembra fare il possibile per non provare ad accorciare i tempi
allora sono d'accordo con il volantino. Se invece il volantino vuol dire dovete tifare per forza, anzi dovete togliervi perché dobbiamo tifare, solo noi possiamo tifare, possiamo decidere ciò che è giusto o che è sbagliato, quello è un altro paio di maniche. Poi arriva Manuel, parlate, ma non abbiamo parlato della Lazio. Forse è arrivato dopo, ma che la domanda già era stata fatta, la domanda sulla Lazio, tant'è vero che Conte gli deve ripetere un'altra volta. L'ho detto, ne abbiamo parlato, come ho già detto prima, si sono confermati, non era una partita storta, ma siamo anche noi tosti. Insomma, che gli vuoi dire a questa squadra? Io non lo so, e dobbiamo anche confermare, ragazzi, può capitare di scivolare, siamo in un momento di estrema emergenza, proprio estrema. E può capitare di scivolare, potrebbe capitare di perdere il contatto con la vetta, è per proprio matematico, e non dobbiamo farci prendere dallo sconforto, dobbiamo ricordarci da dove siamo arrivati e considerare che quello che è stato fatto è già un mezzo miracolo. Continuare e stare lì si va oltre la leggenda per le possibilità che abbiamo a livello di rosa in questo momento. Quindi il dubbio è: se è vero che credo che si punti su Raspadori qua, il dubbio può essere confermare Mazzocchi o Politano qui, perché io non credo. Vedi, se è tornato Buongiorno, allora tu hai due possibilità: togli Juan Jesus, però Conte ne ha parlato molto bene, quindi sposti Buongiorno qua, Rachmani qua, Di Lorenzo qua, e allora puoi Mazzocchi sulla fascia destra, oppure Politano sulla fascia destra e Mazzocchi sulla fascia sinistra. Questa è una delle possibilità, perché Conte ha anche detto: io non voglio mettere dei giocatori dove non hanno mai giocato o da troppo tempo non hanno giocato, quindi questo Politano a sinistra che avevo ipotizzato pure io, non lo so se Conte è convintissimo. Altra possibilità: Di Lorenzo qua, confermi Juan Jesus, Rachmani braccetto, Buongiorno centrale. Non l'abbiamo mai visto, però si potrebbe fare, con Mazzocchi sempre confermato qua, e a quel punto, ecco perché io ho fatto la simulazione ieri, perché mi sono reso conto che devi avere in panchina almeno uno che ti possa aggiungere qualche cosa. In questo caso avresti in panchina Politano. Se ti giochi tutte le carte della migliore squadra che hai da titolare, potresti poi non avere modo di cambiare la partita. È successo al Milan, ha messo tutti i 4 tenori, fantastici 4 subito, poi dopo chi metti per aggiustare? Camarda, Abraham, Chukwueze, non ha. Invece qualcosa dalla panchina, in questo caso ti resta un Simeone da aggiungere, un Ongonghe che può entrare Farfallino e lo stesso Politano. Quindi questi sono i dubbi che abbiamo in questo momento, e Conte è stato più chiaro di come si può essere. È veramente l'unico che in questo periodo può mantenere tutto unito e coeso, perché altrimenti tra quelli che danno le patenti del tifo, quelli là che si dice così si deve tifare, così si deve fare, o quelli che fanno capriole mentre raccontano il calcio, e un giorno dicono una cosa, il giorno dicono l'esatto contrario, dicendo io ve l'avevo detto, diventa difficile navigare questi mari. Ma noi porteremo like, porteremo la barca in porto comunque vada. Dispiace poi se perdiamo il contatto col primo posto, perché poi va a finire che qualcuno si deprime e ci si dimentica che arrivare in Champions era già qualcosa di straordinario, e io sarò il primo a dovervelo ricordare se poi così, ma sono il primo a essere molto dispiaciuto perché si potevano accorciare i tempi e fare qualcosa di straordinario così. Si può ancora fare, non voglio precludermi niente, però mi rendo conto che è difficile e che dalle difficoltà il Napoli deve trarne il meglio, il massimo possibile, però è tosta. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Dai, ognuno ti fasse come vuole, non vi preoccupate.